ragazzi, oggi vi porto a casa mia, da mio padre. Oggi siamo a Pieve del Grappa, un paese che prima si chiamava Spano del Grappa e Palermo del Grappa e Spano del Grappa si sono giunti quindi assieme e hanno creato Pieve del Grappa circa ormai un anno fa e quasi un anno. Cosa vi faccio vedere oggi? Beh, la cucina un po' vecchiotta, è una casa antica del 1800. Adesso vi faccio vedere una cosa che tutti i vecchi state in linea, adesso ve lo faccio vedere. Eccoci qui, cosa vediamo? Una bella soppressa veneta, praticamente direttamente dal contadino, come si vede, una bella soppressione veneta appena pulita dalla muffa che era nella cantina di mio padre e come si vede è bella grande. La faccio vedere in piedi. Questa è la mia mano, io ho le mani grandi ragazzi, come vedete ho le mani molto grandi, essendo alto quasi 1,90 m, mani grandi. Allora, guardate che bella che è. Adesso vi taglio due fettine per farvi vedere com'è. Comunque vi dico già assaggiato la punta, guardate che bel colore. Io dico che i milanesi, i romani, tutta la gente da sotto il vento se la scordano una soppressa del genere, ragazzi. Guardate che bella che è. Veneta, non si sente neanche il sapore ragazzi tramite video. Ah, che buon profumo ragazzi. Una bella soppressione veneta. E mi faccio un bel selfie con la soppressa veneta. Eccoci qua, la soppressa veneta. Oh yeah. Ragazzi, ecco qua, tagliata la soppressa, guardate che bei colori, guardate che colori fantastici. E come sempre la soppressa vince assolutamente.